Caorle come Milano. Tolleranza zero per i sedicenni che consumano alcolici al bar. L'amministrazione comunale a breve adotterà l'ordinanza che in Lombardia ha già fatto le prime vittime. Sanzioni ai gestori ma anche alle famiglie dei sedicenni colti a bere alcolici. Sarà la prima località turistica del Veneto. Sarà attuata anche a Caorle. L'intenzione della nostra amministrazione, quella del sindaco, è quella di portare a compimento un'ordinanza pressoché uguale a quella che è stata fatta dal sindaco di Milano, perché abbiamo intenzione di dare una risposta all'emergenza educativa che stiamo vivendo. I gestori dei locali concordano. Per quanto ci riguarda abbiamo una clientela ben distante dai sedicenni, però decisamente favorevoli a vietare assolutamente l'alcol ai minori di 16 anni. Bisogna responsabilizzare anche i genitori, i titolari di azienda e soprattutto anche chi ne fa uso. Ma che cosa consuma il popolo della notte? I ragazzi chiedono sicuramente il mojito, il cocktail dell'estate. Come gradazione a che punto siamo? Ma gradazione come mojito c'è il rum dentro, quindi siamo tra i 37 e i 40 gradi. E i sedicenni che chiedono di bere alcolici? I sedicenni mi dispiace, ma a casa è troppo presto per voi,